Che fai? Perché stiamo qua? Che stiamo facendo? Tu mi hai chiamato? No, non è che sei venuto tu. No, questa volta no. Ok. Questa volta sei stato tu a chiamare me. Però ti sei prestato, questa cosa già Diciamo quasi all'oscuro. mi onora parecchio. Sulla composizione, ti posso dire dei pensieri miei. Quelli mi interessa. Io tra suonare e comporre ho sempre preferito comporre. Il motivo non saprei neanche dirselo, probabilmente il fatto di scrivere musica mi ha creato sempre meno ansia rispetto all'esecuzione pianistica, e poi mi sono sentito sempre più portato verso la composizione che verso il concertismo, devo dire la verità. Io mi ricordo che quando ero ragazzino e cominciavo a studiare c'erano alcuni miei coetanei che oggi sono concertisti, io facevo i pezzettini facili di Bach e loro già la sonatina di Ravello, queste cose qui, quindi già da allora cominciavo a capire. Capisco. Dicevo, la composizione, mentre ho cominciato a scrivere anche abbastanza da piccolino, mi divertivo A che età hai cominciato a scrivere a scrivere proprio... A comporre, perché si può comprare a comporre appena cominciato un pochettino a muovere le dita sul piano. Ricordo che mi divertivo le note a tutte del pianoforte, fare queste cose qua. Oggi uno deve essere onesto con se stesso, deve scrivere quello che sente di scrivere. Poi, molti abbiamo visto anche compositori importanti come hanno deviato, no? Da un materiale musicale molto complesso, hanno dirottato su invece musica molto semplice, orecchiabile. Chiaramente non l'hanno fatto per motivi di mercato. Non credo che quella poi potesse essere la musica che alcuni musicisti che prima scrivevano in un modo, poi dopo hanno così cambiato radicalmente il loro modo di venire fuori. Quindi, però, se tu le cose poi le fai per bene, ma facciamo gli esempi proprio della composizione storica. Rachmaninoff e Schoenberg erano contemporanei, no? Però sono stati due grandissimi compositori. Chi si esprimeva in un modo, chi si esprimeva in un altro modo, ma tutti e due sono stati dei grandissimi artigiani musicali. Cioè, non puoi dire niente né sull'uno né sull'altro, eppure uno ha scritto concerti memorabili, orecchiabili, fantastici, no? Bellissimi. L'altro musica molto più complessa, ma sono due grandissimi compositori, due compositori che hanno fatto la storia della musica. Allora perciò dico, l'importante è fare le cose per bene. Per me il jazzista è quel musicista che ha tanto e tanto di quel background dietro, di conoscenza di musica sia classica sia popolare, un po' di tutto. E poi è molto... la figura di jazzista è inscindibile dalla figura dell'interprete, dell'esecutore. Cioè è difficile trovare il jazzista solo compositore, forse non so se esiste, forse non esiste, ma il jazzista è compositore, è esecutore, improvvisatore, orchestratore, elaboratore, quindi è una figura veramente complessa dal punto di vista musicale. E a me probabilmente manca proprio la parte esecutiva per quanto riguarda l'aspetto jazzistico. Di conseguenza quello per me è molto, perché è lì che poi confluisce tutta ciò che contribuisce a formare la figura del jazzista. Uno che è nato a Napoli, e poi se fa il compositore, pianista, a qualunque livello, però non penso che debba avere necessariamente un rapporto con una cosa così vicina che è la canzone napoletana. Cioè non si può depassare. Oddio, però il rapporto col popolare lo hanno tutti. Anche tutti i compositori storici, no? Tutti hanno prima o poi preso un tema popolare e ne hanno fatte sinfonie, sonate, mazurche, no? Sì. E quindi, no, secondo me lì sta poca fa, non te ne liberi. Non si può scappare. No. Quindi la musica napoletana è la nostra musica popolare. Assolutamente. Sembra sì. abbastanza ovvio. Sì, e poi non solo quella delle canzoni classiche, ma anche tutte
la musica dell'entroterra, no? Il problema che abbiamo tutti noi a Napoli è proprio questo peso che abbiamo, perché non è solo la musica popolare, ma pure tutta la scuola napoletana, no? Del Settecento, no, che ha gravato su di noi, la scuola compositiva napoletana del Novecento. Non si sono liberati, infatti sono sempre stati sono sempre rimasti ancorati a un modo di scrivere, diciamo, tra virgolette, tradizionale, che poi, per come si è evoluto il tutto, alla fine forse hanno avuto pure ragione loro, perché oggi appunto si ritorna a questi linguaggi più semplici. Credo che la musica per immagini sia ormai diventata, soprattutto in quest'epoca, una cosa molto molto più importante di quanto era prima, perché non è più solo il cinema, adesso è tutta musica per immagini, no? Io stesso non penserei più di fare un CD, ho detto, ma se un giorno scrivessi un pezzo che mi convince, spenderei i soldi per stampare 300 CD, li spendo per fare un videoclip bello. Perché a parte che mi piace pure, però sta andando in quella direzione, e quindi diciamo i maestri di questo tipo di sensibilità, perché con la musica leggera dicendo tutti sono bravi a fare 4 accordi, non è vero. C'è una sensibilità particolare che Morricone, Rota, c'hanno, che lo dimostra il fatto che probabilmente poi nelle altre cose che hanno scritto non c'avevano quella forza. Ma alla fine tutti hanno utilizzato anche meno di 4 accordi, no? Se solo pensiamo ritornando ai nostri amati classici, Beethoven, Mozart, Verdi, hanno rapporti tonica dominante continuo. Diciamo che su tonica dominante ci puoi costruire un'opera, ci puoi costruire una sinfonia, ci metti un accordo intermedio tra la tonica e la dominante, che noi chiamiamo sottodominante, oppure sopratonica a seconda, da dove poi è attratta e dove risolve. Modulazione, si comincia appunto da capo. Certo. Si va a fare la stessa cosa un'altra parte, ma più o meno. Quindi è la forza di quello che c'è dentro. No, Rota è un compositore che mi piace molto, e poi oltre alla musica per film ha scritto tanta musica per repertorio, ha scritto concerti, strumenti, qualche opera, come no? Il cappello di paglia delle Venezia. Sì, quindi un musicista completo. Che poi sono compositori che hanno avuto una grossa personalità, che sono rimasti ancorati alla tonalità, no? In un'epoca in cui se tu scrivi tonale eri proprio, non avevi nessuna speranza di entrare in un certo circuito d'élite, no? Loro l'hanno dato dritto, e beh, da questo punto di vista oggi sembra la vera avanguardia forse è stata la loro. Si potrebbe ribaltare la resistenza, è stata una resistenza tonale. A me piace moltissimo la musica contemporanea, cioè la musica che tu ascolti, come si muove, dove va a finire, quello è interessantissimo, quel momento che tu ascolti, dici e mo? E poi dopo senti una cosa che non rientra in nessuna combinazione già ascoltata. Ma quello è quando uno non rimane, perché può essere tonale o atonale, può essere prevedibile nella tonalità e imprevedibile. Quindi abbiamo fatto anche queste esperienze, no, di improvvisazione, sempre all'interno di Milano City, no? A parte l'elaborazione della canzone, abbiamo fatto anche queste improvvisazioni, e io quello che dicevo, improvvisate alle persone che invitavo a questa maratona improvvisativa. Improvvisate veramente, cioè senza schemi, senza una falsariga, proprio veramente quello che passa per la testa, oppure creare improvvisazione, una composizione dall'improvvisazione. Comincio con un gesto e poi ci ricamo tutto l'attorno. Che poi è anche una sintesi del processo compositivo, no? Perché tu... Esatto, tu lo fai proprio mentre suoni. Esatto. È una specie di passacaglia, però dilatata, no? nel gesto della singola variazione. E poi è stato bello l'incontro delle varie generazioni di pianisti, perché appunto c'erano i pianisti giovanissimi, poi c'erano i pianisti più grandi come me, e poi c'era una generazione centrale come la tua. Mi stai mettendo una corda dei mezzani in me. Le tre generazioni è stata una cosa bellissima, perché ognuno ha fortificato l'altra. Sì, ma io l'entità
della piazza l'aveva afferrata subito. È chiaro che c'era il rischio, perché chiaramente, come avviene spesso in queste fasi, il 20 agosto ti chiamano e ti chiedono di scrivere un pezzo per 21 pianoforte. Sempre tanto tempo ti danno. E poi deve essere eseguito il 13 ottobre, no? E qui i problemi non era solo quello di scrivere il pezzo, ma anche quello poi di provarlo, poi 21 pianoforti. Questo numero 21 non ha multipli, no? Alla fine ho lavorato con multipli di 4 e di 5, ma arrivavamo a 20. Il 21 pianoforte, il 21esimo pianoforte, ho detto vabbè, allora sono io il 21esimo pianoforte. Privilegio. Grazie, vado a fare subito il bonifico, sennò poi mi dimentico. Grazie a Patrizio Marrone.